La Madonna della Vittoria per questo periodo natalizio guarda a un'immagine più laica, sempre molto legata a temi natalizi in fondo, perché ci trasferiamo nel Regno Unito, in Gran Bretagna, dove nello Staffordshire, una delle regioni dove sono prodotte più frequentemente le porcellane inglesi, nasce nel 1895 il marchio Royal Albert. Qui abbiamo avuto la fortuna di avere un collezionista che legandosi in qualche modo a una tradizione di famiglia, a un piccolo servizio che la madre aveva appunto in casa, andando a Londra vede in un mercato che è Portobello, poi uno dei più famosi mercati londinesi, delle tazze che lo colpiscono perché erano tazze con un fondo nero, poi prodotte in realtà nel periodo vicino alla Seconda Guerra Mondiale. E queste tazze avevano il marchio delle tazze della madre, allora decide di comprarle. Questo è il racconto che ci fa appunto questo collezionista. E da lì nasce quasi, non so, l'idea di ricostruire, tentare di ricostruire le decorazioni che si sviluppano nel corso dei decenni in tutto il XX secolo, per cui si passa dalla tazza realizzata appositamente per i magazzini Liberty di Londra, quindi con un tipico stile floreale, a una tazza invece déco molto rigida, molto più pura negli elementi decorativi, in sfondo verde e nero, per poi arrivare addirittura appunto a tutta la produzione di queste tazze con il fondo nero che erano tipiche del gusto legato al periodo della Seconda Guerra Mondiale e poi invece con la rinascita negli anni 50, per esempio, con la creazione di questo decoro che negli anni più vicini a noi avrà un successo strepitoso per Royal Albert, che è il decoro dei mesi dell'anno, dove il collezionista riesce ad acquisire 3 della prima serie realizzata nel 1950 e poi per finire insomma con la tipicità inglese, quindi il legame con il tè, quindi il tè per 2, un servizio proprio pensato per 2 persone, o ancora la tazza che è stata più prodotta e più venduta al mondo, ovvero la rosa antica, la Old Country Roses si chiama questo decoro, una tazza decorata con sfondo rosso e oro che è stata prodotta con più di 150 milioni di pezzi, quindi un successo veramente planetario. Di questa azienda che appunto viene acquisita nel 1895 da Thomas Wilde e che con il figlio poi, grazie a riconoscimenti reali della famiglia reale inglese, ottiene appunto il brevetto britannico della Casa Reale e poi modifica il proprio nome dedicandolo proprio al principe Alberto, quindi il marchio Royal Albert, e da lì è un grande successo, fino al 2002 prodotte nel Regno Unito, poi produzione spostata in Indonesia, attualmente invece prodotte in Cina, e oggi facente parte di un gruppo importante perché oltre a Royal Albert sono proprietari del marchio Royal Doulton e del marchio Wedgwood. La mostra rimarrà aperta fino al 19 di gennaio e tra l'altro qui alla Madonna della Vittoria ospiteremo anche un momento dedicato proprio alla pasticceria, cioè a ciò che veniva e viene consumato insieme appunto il tè.